Continuano le promozioni della Cama, anche questa settimana le orate, quelle da 400-600 grammi, a soli 5 euro al chilo. Bisogna prendere una cassettina minimo da 6 kg, ma comunque è un'offerta eccezionale. Ma oltre alle orate trovate tantissimi prodotti ittici, freschissimi, locali, esteri, ma comunque tutte cose eccezionali. Quindi c'è il parcheggio, potete parcheggiare tranquillamente, venite alla Cama e non rompete tanto le scatole. Ancora un rinvio e sostanziale nulla di fatto nell'udienza che questa mattina si è tenuta a Roma, al Consiglio di Stato, in merito al deposito di GPL in Val d'Ario. Il collegio giudicante ha ritenuto di dover approfondire l'oggetto delle controversie e di non limitarsi a esaminare la sola domanda di sospensione dei lavori, presentata dal Comune e dalla Regione, assieme al WWF. Pertanto la discussione nel merito della causa nella sua interezza avverrà entro e non oltre il mese di marzo 2019. La data non è ancora stata fissata, ma 5 mesi di incertezza del diritto da un lato consentono all'impresa Costa Bioenergie di andare avanti coi lavori, dall'altra lasciano sperare il comitato No GPL che la memoria annunciata dai legali della Regione Veneto possa introdurre elementi efficaci a far fermare l'opera. Domenica, lunedì e martedì. Non è il titolo un po' acconciato di una commedia di Edoardo De Filippo, portata al cinema da Lina Wertmüller, ma i 3 giorni consecutivi nei quali il colorificio Fabris, in strada Madonna Marina, a Sottomarina, ha subito altrettante visite dai ladri. Nelle ore notturne i soliti ignoti si sono introdotti nella sede, facendo più danni che altro. I malviventi, infatti, hanno anche oltrepassato la barriera costituita da un furgone situato davanti alla porta d'ingresso, che i titolari dell'impresa avevano posizionato dopo il primo furto. Ebbene, i ladri hanno provveduto anche a spaccare il vetro e portiera del camioncino, 1500 euro il danno, allo scopo di entrare negli uffici, da dove però hanno prelevato pochi spiccioli, rompendo peraltro i serramenti. Analogo furto, e non è il primo, è stato segnalato nel vicino supermercato Prix, sempre in strada Madonna Marina. Già il 5 marzo e l'11 aprile scorsi l'esercizio era stato preda di uno scassinatore, nella fattispecie il padovano Alberto Golfetto, in arte Johnny Biondo, che aveva trovato rifugio nel solito immobile popolare di via Alga. Il comune di Chioggia ha emesso l'ordinanza relativa alla presenza di Eternit e quindi amianto in un fabbricato di strada Madonna Marina, per la precisione la copertura di 3 garage. Entro 15 giorni dalla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, le 3 famiglie proprietarie devono produrre all'ufficio ambiente del comune un'adeguata relazione tecnico-descrittiva della copertura, dalla quale si possa evincere lo stato delle lastre di fibrocemento rilevate, quale prodromo alla bonifica. Qualora le parti in causa non dovessero provvedere nei tempi, la polizia locale comminerà a ciascun condomino la sanzione di 260 euro e l'apertura di un procedimento penale. Gli accertamenti erano stati eseguiti nel marzo scorso dai tecnici del comune. I vicini di casa sono preoccupati dallo stato di abrasione delle strutture. Anche in altre zone del territorio, negli ultimi mesi è stata segnalata la presenza di Eternit in alcuni stabili fatiscenti o molto datati, nonostante la prescrizione di legge per il suo smaltimento. Torna a riunirsi oggi la 4ª commissione consiliare competente in materia di urbanistica e lavori pubblici. Alle ore 16, in sala consiliare, su richiesta dei membri dell'opposizione Jonathan Montanariello e Marco Dolfin, si discuterà della situazione dei ponti di Chioggia e dei piani per i centri storici. I 9 attraversamenti sul Canal Bena dovrebbero essere oggetto di intervento di manutenzione a breve, dopo la smobilitazione dei fondi presenti in cassa dal patto di stabilità e dalle leggi speciali. Per quanto riguarda i ponti carrabili nelle frazioni, in specie quelli sui fiumi, la situazione è costantemente monitorata anche dall'ANAS. I piani per i centri storici di Chioggia e Sottomarina invece risultano ancora arenati in commissione di salvaguardia fino a una loro modifica. Stasera dalle ore 21 al cinema Don Bosco di Chioggia verrà proiettato il film La strada dei Samunì del regista Stefano Savona, premiato all'ultimo Festival di Cannes con l'Occhio d'Oro quale miglior documentario.
La storia tratta dell'eccidio di un'intera stirpe palestinese, ben 29 persone, da parte dell'esercito israeliano nei territori occupati di Gaza nel 2009. La pellicola alterna immagini reali alla ricostruzione storica, ottenuta attraverso l'animazione curata da Simone Massi. Amici di Network Azzurra, buongiorno a tutti, naturalmente buon giovedì di mercato. Un giovedì di mercato che si pronuncia molto fresco questa mattina, con minime che si stanno attestando tra i 9 e i 10 gradi, ma che ovviamente durante la giornata andremo ben oltre. Quindi anche oggi una giornata facsimile di ieri, con tutto sommato cieli abbastanza puliti e tersi, con qualche velatura mattiniera ma molto di passaggio. Questo perché la spallata anticiclonica che ci ha raggiunto dall'altro giorno continuerà imperterrita fino a domani mattina, momento in cui praticamente questo forte anticiclone comincerà la sua ritirata verso occidente, lasciando aperte quindi la parte nord europea verso una discesa di aria molto fredda appunto della Groenlandia, che naturalmente impatterà sulle Alpi grosso modo per sabato mattina, dando luogo a un profondo cambiamento delle condizioni del tempo, come avevamo già pronunciato. Tuttavia i modelli fisico-matematici non sono ancora delineati o allineati su quella che sarà l'entità di questo peggioramento, che sembra comunque essere piuttosto vasto, corposo e prolungato nel tempo. Quello che ci interessa a noi sulle nostre regioni, nelle nostre regioni, ovviamente è partendo da venerdì pomeriggio, quando i cieli cominceranno appunto a sporcarsi, con l'avvio di un periodo di correnti sciroccali molto tesi che cominceranno a soffiare appunto da sabato mattina e continueranno a farlo per buona parte del weekend fino alla fine di lunedì. Questo comporterà quindi molta nuvolosità, parecchia pioggia che sarà concentrata soprattutto sulle regioni diciamo occidentali e buona parte anche di quelle orientali, ma naturalmente le regioni che sono di più sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia, con ovviamente apporti pluviometrici piuttosto notevoli, visto che l'asse di saccatura non tenderà appunto a sprofondare verso est in maniera molto rapida. Ne consegue infatti una previsione molto difficile sulla quantità di acqua che cadrà. Ovviamente la nostra regione sarà bagnata, anche la nostra zona sarà bagnata, ma in misura meno che proporzionale rispetto alla parte nord. Questo maltempo si attenuerà partendo da lunedì sera ovviamente, però poi le cose si mettono e si metteranno in un certo modo che ve lo racconterò appunto una volta di sabato. Quindi una situazione molto dinamica che merita di essere controllata. Una cosa positiva è che le temperature non andranno molto giù, anzi richiameranno appunto correnti più calde e sciroccali che faranno sì che le temperature massime rimarranno costantemente abbastanza elevate. Quindi prepariamoci a un bel cambiamento, molta umidità e acqua finalmente di stampo autunnale. Ciao a tutti, ci sentiamo domani!